Questo non è un congresso di partito. La Lega non è un partito. La Lega è una comunità, è una famiglia, che è un'altra cosa rispetto ai partiti. Una famiglia, non un partito. Così Matteo Salvini dà la carica al popolo della Lega a Firenze per un congresso di 2 giorni dall'esito in parte già scritto, con i singoli territori che però vogliono pesarsi. Tocca ad Alberto Stefani rappresentare il Veneto, in particolare la sua mozione identitaria, autonomia, la parola d'ordine. Credo nel valore dell'identità, nella capacità di riconoscersi nel proprio territorio. Io mi sento leghista per questo, perché prima di tutto viene la mia comunità, viene il mio comune, la mia provincia, la mia regione, prima dello Stato. Questo significa essere leghisti. Riarmiamoci non di odio, non di violenza, non di armi da fuoco. Riarmiamoci con il coraggio, con la passione, con la determinazione. Riarmiamoci di entusiasmo. A Firenze la Lega cerca una sintesi dopo le tensioni accumulate nel corso dei mesi, soprattutto in Veneto, conciliare sovranismo e autonomia, questo sembra l'obiettivo. La prima istantanea è quella di Salvini che intervista Elon Musk. E la libertà di espressione è una di tante libertà che abbiamo e che dovremmo avere come società civile. Ricordiamoci che le idee dovrebbero vincere sulla base delle argomentazioni a sostegno di queste idee. Dall'altra parte Luca Zaia, che al momento della proclamazione nelle prossime ore sarà al Vinitali, con i giornalisti, il presidente del Veneto, parla innanzitutto di dazi. L'Italia deve andare con l'Europa, dopodiché l'Italia può fare da pontiere, visto e considerato il ruolo che ha avuto e il rapporto che ha con questo governo. Guardando al congresso, Zaia risponde così a chi gli chiede perché non sia mai diventato segretario. Non mi sono mai candidato, no, non sono il Toto Cotugno della Lega. Quanto all'ipotesi Roberto Vannacci, vice di Salvini, Zaia continua a frenare, parlando anche, solo apparentemente en passant, del suo futuro politico. Perché questo accada bisogna che si tesseri innanzitutto, per cui al momento il problema non esiste, visto considerato che per essere vice segretari bisogna essere tesserati. Vi saluto, ragazzi. E se si tessera in 5 secondi diventa vice segretario? Mi farò presentare chi è così bravo e Tu veloce. resteresti nella Lega con Vannacci? Io nasco in Lega e muoio in Lega, quindi non mi sposto da qui.